Al via i saldi in Sicilia, oggi è il primo giorno dove infatti sarà possibile per i consumatori acquistare la merce con gli sconti. Da qui la possibilità da parte dei commercianti di poter anche recuperare parte degli incassi persi anche per via delle chiusure subite dalla pandemia. Una mano la darà anche il cashback di Stato che attraverso il bonus per chi acquista con le carte di credito dà un piccolo aiuto ai cittadini. Tante le aspettative da parte dei commercianti che per via della pandemia cercano di recuperare quanto perduto. Intanto diciamo che il decreto del 18 dicembre aveva creato delle disparità tra attività di diversa natura, per cui c'era chi era rimasto aperto e chi chiuso, quindi si rimette in ordine per ragione di equità una situazione tra attività commerciali differenti, quindi questi saldi iniziano il 7 e termineranno il 15 di marzo prossimo venturo. Ma il vero problema nel caso specifico è la questione economica derivante dall'azione stressante sull'economia avuta con il Covid. Quindi auspichiamo anche che vi sia un sostanziale sostegno da parte della Regione Siciliana, Regione a statuto speciale, in favore delle attività economiche, soprattutto della piccola e media attività commerciale, perché il problema non è prolungare i saldi, il problema è mettere nelle condizioni le famiglie di avere le risorse economiche per poter procedere ad acquistare in saldo. Auspichiamo che ci sia questa sensibilità regionale per aiutare cittadini, famiglie e soprattutto anche piccole e medie attività. Ottica Lopullo di Agrigento, anche voi fate gli sconti? Sì, certamente, stiamo facendo in via eccezionale degli sconti del 50% su tutte le montature, oltre che gli sconti anche sugli occhiali da sole, nuove collezioni di occhiali da sole. Cosa si ci aspetta da questi saldi quest'anno? Si aspetta una vendita maggiore, dato il periodo che purtroppo non è quello tra i più favorevoli. Lo scopo dei saldi appunto è proprio quello di incentivare un po' più il lavoro e l'affluenza di gente qui in via Atenea. In un momento purtroppo negativo, ma anche da questo nuovo anno quali le aspettative? Le aspettative sono quelle di un lavoro maggiore, sperando appunto che questa pandemia ci possa dare un po' più di tregua e che quest'anno sia un anno migliore rispetto all'anno scorso sotto tutti i punti di vista. Signora, che consigli dare in questi primi ore di saldi a chi viene, insomma? Di cambiarsi l'occhiale da vista, che è molto importante perché intanto è per il proprio benessere visivo, e poi consigliamo anche di fare il controllo della vista o da noi o dall'oculista, perché il benessere visivo è fondamentale, soprattutto in questo periodo dove c'è appunto moltissimi lavoro in smart working e con la didattica a distanza, e consigliamo le lenti col filtro luce blu, importante per proteggere la nostra retina. Credo che lo Stato abbia fatto anche un bonus sugli occhiali. Sì, infatti adesso noi ci stiamo adoperando in tal senso, e quindi invitiamo a tutti i nostri clienti e a tutte le persone di approfittarne di questa agevolazione, di questo bonus. Ci auguriamo tante cose belle per tutti, speriamo che cambia un tantino e auguriamo tanto bene. Secondo lei come andranno questi saldi? Che sono iniziati ora, ancora c'è poca gente in via Atenea, insomma cosa si ci aspetta? Pochissima gente in giro, come ben vede, e ci sono pochissime speranze, però auguriamoci tanto bene per tutti, torno a ripetere. Che tipo di scontistica fate voi? Noi siamo direttamente col 70%, visto e considerato che c'è questa pandemia, incoraggiamo la gente a venire. Si aspetta, abbiamo iniziato da poco e si spera appunto che iniziano, quindi. Voi che tipo di scontistica fate mediamente? Per adesso abbiamo iniziato con il 50% su tutte le borse, la linea femminile, il 30% sugli accessori. Si ci aspetta molto da questo momento, vero?
e speriamo bene. Il Covid ha portato un po' di paura in giro, questo non c'è dubbio, però speriamo in bene, io sono sempre positiva, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Ecco, che tipo di scontistica fate voi? Noi abbiamo fino al 50, Bene, sì, cosa sì, abbiamo trattate? cominciato, abbigliamento uomo sia casual che elegante o anche sportivo. Ecco, è inutile chiederla come è andata finora, perché con lockdown sicuramente... Diciamo- Cosa si ci aspetta? Ecco, pensiamo a un buon anno, cosa ci auspica? Io considero il fatto che ci sia più che altro la salute e quindi di conseguenza avendo la salute si hanno anche i soldi in tasca, avendo i soldi in tasca c'è anche voglia di uscire, è tutto un giro, speriamo soltanto in bene, guardi, per il resto.